Paolo Borgio, direttore generale di Mixer, un periodico che è distribuito in tutta Italia nei bar e nei ristoranti, ma parliamo con te appunto di questo periodico e di che cosa si occupa. Mixer è un giornale che è nato nel 1986 ed ha sempre come mission di rivolgersi ai bar e ristoranti, quindi a informazioni di natura legislativa, amministrativa, fiscale, ma anche commerciale, perché è estremamente importante per questi signori conoscere quali sono le novità di prodotto, quali sono le evoluzioni di mercato, cosa sta succedendo in Italia e all'estero. È dal 96 organo ufficiale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che è la federazione che riunisce oltre 120.000 baristi e ristoratori, e anche qui una parte del giornale viene realizzato direttamente dalla federazione in modo da trasmettere in linea diretta e in maniera autorevole tutte le informazioni di natura appunto legislativa. Quindi il 50% delle persone che entrano in un bar entrano per prendere un caffè, un cappuccino, una brioche e quant'altro, e oltre il 30% del giro d'affari di un bar viene dal caffè. È uno dei motivi di scelta tra un bar e l'altro. Un buon caffè ti porta ad avere una clientela più affezionata. Per questo Mixer da tanti anni dà tantissimo spazio al caffè, proprio perché ha bisogno di essere amato questo prodotto per poter avere una qualità in tazza di alto livello. Trieste Espresso è la manifestazione oggi di riferimento nell'ambito del caffè. Pur essendo di nicchia, raccoglie esattamente gli operatori più importanti, più interessanti, e quindi il nostro ruolo, oltre che essere di sponsor, vuole essere quello di supporto e di raccolta di quelli che possono essere i nuovi trend in questo ambito.